Io sapevo su lì, anzi lo sapevamo in 5500 persone, anzi 5600, quasi 5007. Samardžić non verrà. Samardžić non verrà perché il padre ha trovato l'accordo in segreto, con Giuntoli, quindi andrà alla Juventus. La Juventus si è inserita prepotentemente nella corsa per Samardžić. Tutto mercato web, ancora lui, erano pronte le visite mediche, ma poi ha cambiato i patti, stiamo parlando di quella grandissima lota del padre di Samardžić, un uomo di merda, scusatemi voglio, ma l'ho dovuto dire perché prima hai preso per il culo gli interisti, la società Inter, poi stai prendendo per il culo il Napoli, tutti i tifosi napoletani, e ora forse andrai alla Juventus. Tu stai a vedere come alla fine andrà al Brighton. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Nicolò Scira, il Napoli aveva offerto 20 milioni più bonus all'Udinese a fine dicembre per ingaggiare Samardžić. Via Libera dei Friulani da giorni, ma manca l'accordo con il papà agente Mladen. Su stipendio ballano 700.000 euro tra offerta e richiesta e commissioni. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, Matteo Moretti, i soggetti coinvolti nella trattativa Samardžić-Napoli avrebbero dovuto definire tutto entro mercoledì, e questo non è avvenuto. Adesso la Juventus fa sul serio. Cioè, ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Ma tu Aurelio ti reputi un presidente di calcio? Ma tu Aurelio, ma hai capito cosa stai combinando in una squadra campione d'Italia? Ma tu hai capito che stai rovinando una squadra, stai rovinando un post scudetto, stai rovinando? Ma noi veramente ci sentiamo presi per il culo, ragazzi. Ma a me mi dispiace dirlo, ma noi veramente ci sentiamo presi per il culo. Perché non è possibile, voglio, perdi 15 giorni dietro a un giocatore, però non sai che dietro lui sta trattando anche con la Juventus. Giuntoli, quando io vi dico che il DS è fondamentale per questo motivo qui, perché Giuntoli zitto si è inserito e ti va a chiudere l'operazione di mercato. Stessa cosa l'ha fatta con il terzino che doveva andare all'Inter ma l'ha preso la Juventus. Questi sono DS, questi sanno fare mercato, non Meluso, non Aurelio De Laurentiis. Non sapete lavorare. Quando io mi sento dire il Napoli non ha cambiato nulla, ha cambiato Kim. No, il Napoli ha cambiato tutto. Chi dice il contrario non capisce niente, chi dà ancora le colpe a Mazzarri non capisce niente. Perché se stiamo così è per colpa di De Laurentiis e di Garcia, e pure di Meluso, perché ragazzi, ma io veramente non ho parole. Cioè, salta Samardžić e tutti ci andiamo a prendere Barak Guaiuca non pazzia una partita titolare 15-18, ha pazziato mai in Coppa Italia perché doveva fare turnover. Ma di cosa vogliamo parlare? Guaiù? Una società ridicola, gestita in una maniera ancora più ridicola, il circo. Mo quando verrà il Circo Orfei, non so se esiste sempre, penso di sì, a Napoli, lo chiameranno Circo Aurelio De Laurentiis presenta la SSC Napoli, i campioni d'Italia presi a pallonate. Cioè, ragazzi, ma è gravissima questa cosa che è successa con Samardžić, Cioè, voglio, ma veramente stiamo facendo? Poi nemmeno da dire, vabbè, vanno a chiudere un'altra operazione di mercato, quindi non c'è nessun problema, state tranquilli, se salta Samardžić abbiamo il piano B, C, D, e tutto l'alfabeto. No, ragazzi, no, nemmeno così funziona, perché questi non sanno nemmeno, cioè, io ho sentito di Barak, ma Barak la Fiorentina non te lo vuole dare, perché tu gli vuoi dare i tempi e non te lo vorrà. Non hai 12 milioni per Gong, ma di cosa stiamo parlando? Ma chi ci viene a Napoli? Ma ora mi dovete dire una cosa, no? Ma a Napoli, chi cazzo ci viene? Con una società gestita in questo modo, ma chi ci viene a Napoli? Che non sa se l'anno prossimo farà la Champions League, Europa League, Conference League, non si sa. Non si sa chi sarà il prossimo allenatore, io mi auguro che non sia Cannavaro, perché ragazzi, non prendiamoci per il culo, cioè tutto va bene, preso Mazzarri, ma se prendi Cannavaro, cioè ti scavi proprio la fossa per la Serie B, cioè sono cose che io non concepisco, io veramente non concepisco, ed è più forte di me, ve lo giuro. Io parlando col gruppo Telegram, con i ragazzi del gruppo Telegram,
Cioè, pure loro lo stanno dicendo, io sono esterefatti, cioè, voglio, nemmeno loro, quando è uscita questa notizia di Samardzic, tutti quanti, che barzelletta, cioè, tutti quanti, tutti, cioè, io veramente non ho parole, cioè, noi stiamo prendendo gli scarti, se tutto va bene prendi gli scarti, cioè, voglio, è una cosa allucinante, è una cosa veramente allucinante, cioè, la Juventus sfida il Napoli per Samardzic, gli azzurri non hanno ancora chiuso, perciò i bianconeri ancora in piena corsa, vorrebbero bloccare ora per giugno, cioè rendiamoci conto, non lo acquistano nemmeno ora, per giugno addirittura, per giugno, per l'anno prossimo, per la prossima stagione, vorrebbero bloccarlo ora per giugno, ma stanno anche provando a capire come potrebbero prenderlo subito, cioè ragazzi, ma io veramente non ho parole, cioè qui si parla del prolungamento di Matteo Politano. Cioè, voglio, ma tu quando la rifai questa rifondazione? Quando la rifai cioè, voglio, io non ho parole, voglio, io veramente non ho parole. Io veramente non ho parole, voglio, a me mi viene a chiagnere. C'è una società gestita in questo modo, ma tu c'hai, Cristi Dio, un bilancio di 154 milioni in positivo. In positivo. In positivo. Come fai a dire io non ho 12 milioni per comprare l'attaccante, non ho 10 milioni per comprare il difensore? Cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Te lo ripeto, con i bilanci a posto non vinci nulla, non ti danno il premio per il bilancio a posto, Aurelio, non dovranno. Se tu hai il bilancio a posto, ho il bilancio a posto, io... Che te ne fai? Che te ne fai del bilancio a posto? L'Inter c'ha 800 milioni di debiti, compra i giocatori. A Juventus sta quasi a 400 milioni di debiti, compra i giocatori. Il Milan si è risanato un po', compra i giocatori. La Roma compra i giocatori. Cioè, tu l'unica che deve veramente comprare i giocatori, che è il Napoli, ha preso Mazzocchi, pagandolo meno di quello che chiedeva la Salernitana, 3 milioni l'hai pagato. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Io ho la netta sensazione che questo sta facendo il tutto per affossare ancora di più il Napoli, perché se lo vuole vendere. Ragazzi, qui non ha senso, non ha nulla senso. Vendilo a qualche arabo, a qualche club arabo, vendilo alla cordata Citigroup. Vendilo a qualche Citigroup, come ha fatto il Palermo, come ha fatto il Girone, che attualmente, se non sbaglio, è primo in classifica ancora. Non ho parole, voglio. Cioè, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa situazione, scusate, perché è paradossale. Questo doveva venire a fare le visite mediche a Napoli, non è venuto perché tu dovevi chiudere fra martedì e mercoledì, non hai chiuso, stai dando la possibilità di andarsene alla Juventus. Cioè, ma di cosa vogliamo parlare? Così si fa il calciomercato, così quando io vi dicevo questo serve Giuntoli serve per questo, Meluso, fai una cosa, vattene tu Aurelio De Laurentiis.